Al via domani le giornate di primavera del FAI con diversi siti aperti nella nostra provincia, aperti al pubblico, spesso nascosti e dimenticati, che avranno la possibilità di essere riscoperti dai visitatori, grazie anche alla presenza di ben 800 apprendisti ciceroni, preparati dai docenti di circa 30 istituti scolastici del comprensorio che hanno aderito al progetto. Tra i beni si possono visitare durante il weekend ad Agrigento sono la Casa Anas, la Fattoria Mosè, il Giardino Botanico, Villa Genuardi, ad Aragona la Chiesa Madre e la Cripta del Santissimo Rosario, il Palazzo del Principe, a Canicattì Palazzo Adamo Bartoccelli, a Casteltermini Villa Maria la Quiete, a Favara la Chiesa di Sant'Antonio di Padova, il Convento dei Francescani, a Licata la Cappella del Cristo Nero, la Chiesa di Santa Maria la Vetere, il chiostro del Convento di San Francesco, il Palazzo La Lumia e quello municipale, a Naro il Castello di Chiaramonti, Catacombe Paleocristiana, la Chiesa di Santa Caterina, il Duomo Normanno, a Palma di Montechiaro la Chiesa Madre, il Monastero delle Benedettine, gli oratori di Madonna del Rosario e del Santissimo Sacramento, il Palazzo Ducale, a Racalmuto la Chiesa Madre, a Realmonte la Villa Romana, a San Buca di Sicilia la Chiesa Madre, a Porto Empedocle il porto, la Torre Carlo V, il parco ferroviario. A tal riguardo, vista la collaborazione con la Fondazione delle Ferrovie dello Stato, un treno storico farà gratuitamente da navetta tra le stazioni di Agrigento, Porto Empedocle, confermate intermedie al Tempo di Vulcano, dove si può facilmente raggiungere e visitare anche il giardino della Colimpetra, gli ipogei e acquistare un sacchetto di arance dello stesso giardino. Anche voi aderite a questa iniziativa del FAI il 23 e 24 marzo, le giornate di primavera? Sì, con vari incontri, uno a Milano, alla Squadra Rialzo, per la prima volta qua ad Agrigento, a Porto Empedocle, con una bella iniziativa. Apriamo un impianto ottocentesco del 1870 e l'abbiamo rimesso un po' in pulito e abbiamo portato del materiale a scartamento ridotto, messo delle navette di collegamento alla Valle dei Templi. Insomma, vogliamo partecipare alla festa e mettere in mostra dei gioielli che noi abbiamo. È un po' una promessa, perché poi quello che vedrete risente del tempo, ma noi lo vogliamo recuperare, quindi insomma è una promessa.